Sono Paolo Bertelli, ho 56 anni e praticamente da 37 anni vivo in questa azienda che è nata praticamente dall'esperienza di mio papà che lavorava in un positificio qua di Montagnana. Mi chiamo Marzia Gaglian e sono una ceramista, illustratrice e restauratrice. Personalizziamo prodotti unici sostanzialmente, anche perché è questa un po' la filosofia della nostra attività, creare dei prodotti artigianali seguendo proprio un'idea, magari anche nata dal cliente, attraverso l'interazione, il dialogo, e cercare quindi di rendere più speciale, ecco, il prodotto che desidera. Mi chiamo Gianni Bozza, sono un attore di teatro di TOP, Teatri of Padova. TOP è una compagnia teatrale padovana, una cooperativa nata 12 anni fa. Ci siamo specializzati in una particolarità, cioè creare spettacoli per i luoghi della cultura, in particolare musei. È un progetto che è partito 10 anni fa e che si è arricchito nel tempo con un'altra particolarità, quella di creare spettacoli, di raccontare le imprese, quindi il patrimonio d'impresa. In questi 37 anni in cui ho fatto l'artigiano ho sempre fatto tante esperienze e bene o male mi hanno sempre arricchito in qualcosa. Il fatto di lavorare e fare qualcosa insieme con gli altri artigiani secondo me è stupendo, perché io sono sempre del parere che l'unione fa la forza. Ho sempre avuto questo, dico, tarlo nella testa, forse, questo desiderio fino a quando ero molto giovane, quando avevo 17 anni, che il mio desiderio era proprio quello di aprire un negozio di ceramiche e di creare collaborazione, sinergia con le attività locali. Questa esperienza è stata molto bella, mi è piaciuta moltissimo, la consiglierei a tutti gli artigiani. Poi Gianni è stato molto bravo perché mi ha fatto rivivere tante emozioni che io ho vissuto in questi 38 anni della mia attività. Lui ha saputo cogliere la poesia che io non ho mai visto, per dire, nella mia azienda, nella mia attività, nei miei prodotti. Quindi è stata veramente un'esperienza molto, molto toccante per me. La Caneva non è soltanto una sala. È la sintesi della vita di una persona, mio padre, che ha avuto la possibilità di riunire lì le sue due passioni. Quella di fare i salumi e di fare il muratore. Le macchine, la tecnologia sono certamente un aiuto, ma noi siamo artigiani e la tecnologia non ci basta usarla, dobbiamo essere soddisfatti del risultato, perché alla fine il nostro lavoro è ancora fatto con le mani e dalle persone. Certe sere dico ai ragazzi: ok ragazzi, potete andare, lasciatemi solo. Lo dico perché ho bisogno di non avere rumori attorno. Prendo i salami e a uno li provo. Un piccolo colpo per sentire come cantano. Mi è piaciuto molto incontrare questi artigiani perché dentro ho trovato una passione, una sincerità nel lavoro che sono davvero rare. Mi ricordano il mio lavoro di artista, ecco. È una storia di terra e di acqua, impastate, modellate e lasciate vicino al fuoco. Parla di terracotta, o meglio ancora di ceramica, che è il nome generale con cui si indica tutta l'argilla cotta. È stata sicuramente un'emozione particolare, risentire il riassunto appunto di
di ciò che abbiamo creato, ecco, fino ad oggi. Io sicuramente proporrei di continuare a organizzare questo progetto e di estenderlo ad altri artigiani del territorio e non solo. Se fossi davvero terra, potrei raccogliere tutti i tesori e le bellezze ancora nascoste e nell'oblio degli abissi lascerei quanto di sbagliato potrei incontrare lungo il cammino. Con gli elementi utili e preziosi darei nuova forma ad ogni cosa, rendendola in armonia con l'intero universo. Ma siccome sono solo carne e ossa, tutto quello che posso fare è continuare a modellare i miei sogni.